9 giorni a Natale, affollamento nei supermercati, il carrello della spesa natalizia in tempo di crisi. Gli interventi al microfono del videogiornale Gloria Scafè. Mancano 9 giorni perché la tavola sia apparecchiata per tante persone. Cominciano le corse ai supermercati in vista del pranzo luculliano. L'acquisto delle vivande certamente stimola l'acquolina, un'acquolina che in certi casi viene smorzata all'emissione dello scontrino. Ma a tavola si vuol far bella figura e allora via ai carrelli pieni di spesa. Cardi, carciofi in pastella, broccoli in pastella, mignolate, quello che prevede di solito il menù natalizio, no? Ecco, quanto costerà questo Natale? Allora, cercheremo di spendere di meno perché la crisi si sente tantissimo. Un menù per 30 persone. A base di? Pesce. Quindi non si baderà a spese. No, nei limiti della sopportabilità. Ma il Natale una volta viene. Va bene esagerare allora. Va bene esagerare. Quanto costerà questo Natale a tavola? L'indispensabile. Il carrello è pronto per essere gustato a Natale? Ancora no, ancora è presto. Questo Natale quanto costerà a tavola? Un po' povero, ma delle altre volte, perché c'è troppa crisi. Una deve sempre festeggiare, però nei limiti del possibile. Non abbiamo deciso nulla, però credo il classico lasagne, possibilmente, forse involtini ripieni, cioè sto proprio avventando adesso perché ancora non ho deciso nulla. Quanto costerà questo menù? Ecco, si farà attenzione al portafoglio? Ma ovviamente perché ormai la crisi si fa sentire dovunque, quindi dobbiamo risparmiare in ogni cosa, anche nell'alimentazione purtroppo. C'è chi reputa precoce pensare al menù natalizio, chi invece ha le idee molto chiare. Il portafoglio è certo un dettaglio che non viene trascurato, ma il Natale viene una volta l'anno e va bene dunque osare.